E allora è cominciata. Sinistra da Piga. Spissu cerca la conclusione. Moldri gioca però corto. Palla così, poi il tentativo. Ru, palla che resta in campo, palla messa fuori dall'area. Cao, poi la conclusione. L'uomo più pericoloso, ovvero Musa, era lontano dal cuore dell'area. Poi Musa è servito. I difensori della Seminese, che poi però deve difendersi su queste palle. Musa può riprovare il tiro, lo fa, questa volta è mancata la forza. Punizione brutta corta, il cross in mezzo per allontanato. Poi Schirru prova da fuori col mancino. Murato, ancora Rai, ci prova anche lui, la palla si abbassa. Tutto a posto, gioco che è già ripreso. Ancora Rice che negli ultimi minuti sta complicando la vita. La Seminese ne approfitta e prova ad andare Orru che passa, cerca anche la conclusione ed è un super gol quello di Orru. Una gara guidata dal punto di vista del gioco, ma che lo vede sotto dopo la rete di Orru, mentre questo pallone che passa Schirru prova ad andare lui, palla al piede, chiede troppo, la chiusura di Leandri, regolare il servizio per lui, deve uscire Ambu, palla che rimpalla, di mettere questo pallone in mezzo. Arriva il cross, arriva adesso il cross, il colpo di testa da 2 passi. Arriva adesso il fischio. Spiazzato Medda, 1-1 del pareggio del CDS con Mattia Rais. Sul secondo palo, il colpo di testa. In campo meriterebbe anche la vittoria la squadra di Melis, ma poi quello che conta è fare il gol. Schirru intanto la sponda per la conclusione, dunque angolo battuto da Rice, lungo ancora secondo palo e la palla non è entrata. Con l'esterno lungo Rice, la palla passa per Spissu che finta, può andare a calciare Medda questa volta, soffrire la Seminese. Arriva il cross, la palla va sul fondo, proprio compagno, ed è anche l'ultima occasione.